Termina in parità il confronto diretto tra Atletico 2000 e Giardinetti della sesta giornata del Genoa C Under 17 Elite. È 2-2 il punteggio finale con autogol di Loconte, doppietta di Galì per i padroni di casa e pari nel recupero di Vinelli. Prima occasione proprio per i padroni di casa, conclusione dalla sinistra dopo un minuto, sfera che però termina larga. Giardinetti che risponde al sesto da corner, conclusione ravvicinata su cui Lavorgna interviene, poi azione che si perde. Al 13° ancora Giardinetti sugli sviluppi di un calcio di punizione, conclusione su cui Lavorgna devia in corner. Atletico 2000 che torna invece a farsi vedere alla mezz'ora, colpo di testa dalla distanza che termina sul fondo. Poco dopo è il Giardinetti ad andare vicino al vantaggio, Guglietti va via sulla destra e tenta il diagonale, palla che termina di poco sul fondo. Ospiti che trovano lo 0-1 al 42°, da corner colpo di testa proprio Guglietti, va alla conclusione, deviazione di Loconte e autogol, Giardinetti avanti. Prima dell'intervallo da cross dalla destra, colpo di testa da parte di De Rosalia che si prende sul fondo all'inizio di presa e ancora Guglietti ad andare via sulla destra, dribbling del numero 11 che prova a mettere al centro, deviazione in corner da parte di Novelli. Giardinetti ad un passo dal raddoppio al 16°, azione di De Simone che rientra sulla destra, cross per Guglietti che manda di un soffio alto sopra la traversa. Al 20° ingenuità dell'estremo difensore ospite che mette la sfera a terra e la riprende, e calcio di punizione a 2 in area di rigore come decretato dal direttore di gara. E Fenicchia ad andare alla battuta, lungo batti e ribatti in area di rigore con lo stesso Verchiani che riesce a farsi perdonare con una doppia bella parata. Atletico 2000 che torna allora a farsi vedere al 26°, palla sulla destra in cross in area, passo per Remolo che manda di poco sul fondo. Giardinetti che invece al 29° va ad un passo dallo 0-2, De Simone ruba ancora palla in area di rigore e mette dentro per Guglietti, il quale non trova il tempo della battuta, poi a rimorchio conclusione ed è Fenicchia a salvare la porta dell'Atletico 2000. Nel momento di stanca arriva il pareggio da parte dell'Atletico, da calcio di posizione ravvicinato, palla in area di rigore per Cali che di destra non può sbagliare, 1-1 e partita di nuovo in parità. 2 minuti più tardi al 38° calcio d'angolo, stacco di testa imperioso dello stesso Cali, 2-1 e Atletico 2000 in vantaggio. Sembra finita ma al punto di recupero l'ultima azione disponibile, lungo batti e ribatti in area di rigore, cross da parte di Fiore, colpo di testa di Borghesi che allunga con il numero 19 e Vinelli da 2 passi non può sbagliare, è 2-2 e il match praticamente termina qui, tornando di nuovo nell'equilibrio iniziale. Alla fine triplice del direttore di gara. Io che ti ho detto che la cambiamo casa, perché tu la cambiamo?